Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con una notizia che arriva da Gallarate. Un pregiudicato che stava scontando la pena con la misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali, a casa aveva allestito in garage una serra per la coltivazione di piante di marijuana, oltre a un laboratorio per lo spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina. Per il 48enne si sono spalancate così le porte del carcere. Durante i normali controlli per verificare che il pregiudicato fosse a casa, i poliziotti hanno fiutato l'odore dello stupefacente. Il pregiudicato ha cercato di minimizzare i sospetti, indicando come possibile origine di quell'odore una piccola pianta di cannabis con infiorescenze che coltivava in un vaso. Ma gli agenti non ci sono cascati e, perquisendo la casa, hanno scoperto un vero e proprio laboratorio della droga. Sotto sequestro una serra con altre 4 piante di marijuana, cocaina e 4 bilance. Parliamo ora della tragedia del Mottarone. Intoppo nelle operazioni di trasporto dei rottami della funivia precipitata il 23 maggio scorso. Questa mattina la cabina della tragedia è stata rimossa grazie a un elicottero dei Vigili del Fuoco, che l'ha adagiata sul campo sportivo di Ghignese, ma il successivo trasporto con un auto articolato si è rivelato difficile. Il mezzo pesante infatti non è riuscito a passare a causa appunto dell'altezza dei rottami sotto la galleria della A26 all'ingresso dello svincolo di Carpugnino, un comune del VCO. Il problema si è verificato alle 14:30. La cabina deve essere portata nel capannone della provincia al Tecnoparco di Fondotoce Verbania. Ora una notizia che arriva da Roma ma riguarda anche la provincia di Varese. L'ex prostituta Adelina, 47 anni, si è uccisa sabato nella capitale buttandosi dal ponte Garibaldi. 20 anni fa Adelina era stata una schiava dei nostri giorni, costretta a prostituirsi nel Tradatese da un'organizzazione criminale composta da una quarantina di suoi connazionali e di italiani, e da questi uomini era stata sfruttata, violentata e anche torturata. Poi però aveva deciso di dire basta, aveva denunciato i suoi aguzzini, li aveva fatti condannare ed era diventata una donna libera. Da allora Adelina aveva lottato per liberare altre prostitute, aveva tentato inutilmente di ottenere la cittadinanza italiana e alla fine si era gravemente ammalata. Nella memoria di tanti varesini ci sono ancora le sue apparizioni dopo le indagini che l'avevano liberata con i poliziotti della squadra mobile di Varese che chiamava i miei angeli e i suoi appelli ad altre ragazze che vivevano il suo stesso incubo. Andiamo a Legnano, aria irrespirabile e bruciore di gola in un condominio di via Cremona, poco dopo le 21 di domenica. Sul posto i vigili del fuoco inviati dal distaccamento provinciale di via Messina a Milano, oltre a un paio di ambulanze del 118. 8 i residenti del palazzo che hanno lamentato occhi e gola in fiamme. Si va da un ragazzino di 11 anni a una donna di 82. Tutti sono stati curati dagli operatori sul posto. I vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo accurato per comprendere la causa dell'accaduto, ma non ci sono certezze. Di sicuro non ci sono state perdite o fuoriuscite di gas e neppure incendi di materiali tossici o urticanti. Ancora Legnano, incidente sul lavoro la scorsa notte al Luna Park in funzione da alcune settimane lungo viale Toselli. Un giostraio di 34 anni è rimasto ferito e ha riportato alcune fratture. Tutto è successo circa 50 minuti dopo la mezzanotte, quando l'uomo, che è genero del titolare dell'esercizio, stava lavorando per lo smontaggio di una giostra per bambini che stava per essere inviata a Novi Ligure. Per cause ancora da accertare, una pedana metallica è caduta addosso al 34enne. Il colpo è stato fortissimo, ma ora l'uomo, ricoverato all'ospedale di Legnano, è fuori pericolo. Chiudiamo con lo sport. L'Open Job Metis non esce dal tunnel del Covid. Anche Wilson e Egbunu sono ancora positivi dopo 10 giorni di quarantena. I test molecolari effettuati sabato e rifertati nel pomeriggio di oggi hanno evidenziato ulteriore carica virale per i 2 stranieri biancorossi. Entrambi i giocatori resteranno dunque in quarantena, al pari di Adriano Vertemati, che era stato stoppato nel suo auspicio di tornare in panchina dalla positività riscontrata domenica mattina. Egbunu e Wilson dovrebbero ripetere il test fra un paio di giorni, probabilmente mercoledì 10 novembre. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di Prealpina torna domani alle 13. Buona serata!